Cari telespettatori, come promesso rieccoci qui a parlare di un tema di attualità che coinvolge tutti quanti indistintamente, anche chi si sente più lontano da questo problema, voglia o non voglia, ne ha sentito parlare e comunque lo riguarda. Un problema a cui non si riesce, sembra non riuscirsi a trovare soluzione ed è molto grave perché riguarda tanti aspetti, tante sfaccettature, non da ultimo poi questione adesso anche di rilevanza politica con altri paesi che dovrebbero esserci molto vicini ma che dimostrano un atteggiamento alquanto ostile, muscolare, tra virgolette. Parliamo dell'immigrazione. Cerchiamo di parlarne in modo diverso, proprio per le presenze che abbiamo il piacere di avere qui noi in studio, quindi non mere disquisizioni di politica, ma fatti concreti, competenza e cognizione di causa. Vi presento a questo punto anche quale sarà il tema e come andremo anche a svilupparlo concretamente. Da un lato ci sono questi flussi migratori, queste persone che arrivano, non se ne conosce bene la provenienza, le cause, perché ovviamente sappiamo bene che non sono cause legate a fattori necessariamente umanitari di guerra, ma molti, le percentuali sono rilevantissime anche per ragioni economiche. C'è un mix, di certo sono persone disperate, di certo hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno, di certo è anche che le nostre realtà hanno anche delle difficoltà, i comuni sappiamo soffrono una grossissima difficoltà, problemi ad accoglierli, come farlo nel modo dell'accoglienza, nel modo migliore possibile, con dignità, e poi cosa fargli fare se queste persone restano sul territorio, quindi dignità di persone, poterle occupare, dare un lavoro, se come molti anche ci hanno scritto, tantissimi italiani veneti hanno perso un'occupazione, hanno perso la propria dignità di persone perché non hanno un lavoro, faticano anche a trovarlo. E poi c'è un altro problema che si sta diffondendo, di cui non si vuole parlare molto. Queste persone portano ovviamente delle patologie, patologie legate allo stato in cui si trovano, quindi alla sporcizia, eccetera, oltre che problemi respiratori, eccetera, ma guaribili. Per esempio la scabbia è una di queste, i pidocchi, chi ne soffre, chi ne riscontra in primis questo disagio, chi ci lavora, quindi le forze dell'ordine di cui si parla veramente pochissimo, che soffrono un grossissimo disagio, un surplus di ore che devono dedicare, una grande responsabilità anche perché bisogna saper trattare con queste persone che vengono da una cultura completamente diversa dalla nostra, questo è importante ricordarlo, che si trovano in una realtà differente e che devono queste forze dell'ordine ovviamente fronteggiare un'emergenza. Alcuni hanno già contratto la scabbia e non è un problemino, di scabbia non si muore, è un po' il titolo provocatorio della nostra trasmissione. Certo che non si muore di scabbia, ma non fa neanche piacere averla, perché non ci se ne libera molto facilmente e comunque non è giusto che ci siano persone che per il proprio lavoro contraggano la scabbia. La scabbia ce n'è tantissima, migliaia di persone sono ammalate alla stazione di Milano, basta andare lì per non andare alla Tiburtina a Roma, ma poi adesso la troviamo anche nei nostri comuni, Belluno. 6 persone, 6 immigrati la settimana scorsa sono stati presi, manifestavano sintomi di scabbia, uno di questi sono riusciti a trattenerlo in ospedale, aveva la scabbia, gli altri sono scappati, dove sono finiti non si sa, però avevano la scabbia e quindi in giro da qualche parte sono andati. Fin dove arrivano? Fino al confine, perché poi in Francia non li vuole, l'Austria non li vuole, fermi là le frontiere, da altre parti non vanno. Posizione muscolare o meno, il nostro governo non sta e non otterrà assolutamente nulla, è inutile farci vane speranze, fino a che? Fino a settembre forse, poi quando diminuiranno gli sbarchi, intanto noi ce ne sobbarchiamo le conseguenze in un momento estremamente critico, perché dovrebbe essere il momento in cui l'Italia si apre al turismo, soprattutto straniero, e quindi aumenta il proprio PIL. Ma molti turisti dall'estero incominciano a guardare con sospetto, alcuni se ne sono già andati via, soprattutto dalle località turistiche che con grandissima, ma non so, lungimiranza sono state aperte a questi immigrati, non si capisce perché. Allora, ospiti in studio per parlare di questo, Edison Mariva, consigliere delegato Confcommercio del Veneto, grazie di essere qui con noi. Facente funzioni del presidente che non può essere qui di Confcommercio, che non può essere qui con noi, Micheli, che gli ha delegato la palla bollente. Troppe facenti funzioni. Troppe facenti funzioni, esatto, quindi... Mara Maggiolo, segretaria generale provinciale del SIULP di Treviso, sindacato di polizia, quello maggioritario di Treviso, poliziotto operativa sul campo, quindi sa di che cosa stiamo parlando. Leo Gallinaro dello SPCGL di Padova, Dipartimento Immigrazione. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie anche a lei. Poi Filippo Lignaro, sindaco di Torreglia, un comune della zona di Padova che è stato coinvolto con arrivi incredibili, ha dell'incredibile, racconto di cui ci renderà partecipe. Buonasera. Buonasera anche a lei, peraltro un comune comunque turistico della zona delle Terme Ogane. Poi Teresa D'Avanzo, Indipendenza Veneta, grazie di essere qui con noi anche lei, a voi. E ci darà anche lei una testimonianza e comunque rappresenta una fetta di popolazione. Filippo Lazzarin, consigliere comunale ad Arzer Grande, Lega Nord,
comune dove si è attrezzato per l'accoglienza, sono preparati intanto, Per però i non avete per i turisti. Per ora dicono per i turisti. Dovete rimanere avanti, aspettiamo cosa succede e vediamo cosa direte. Allora, incominciamo subito. Parlavo del comune di Eraclea, avrete visto il servizio tratto mutuato da una trasmissione del Nazionale, rivediamolo insieme, sentiamo anche il sindaco di Eraclea. Ho definito una scorrettezza istituzionale quella di non avvisare prima il sindaco. È stato preso alla sprovvista il sindaco di Eraclea, cittadina balneare del Veneto. Un pullman mandato dalla prefettura, 57 profughi glieli ha lasciati per strada senza avvisarlo. Poi ne sono arrivati altri 47 e poi altri 36, in tutto 140 in 3 giorni, per giunta all'inizio della stagione estiva. Paura che la stagione sia compromessa? La stagione, esattamente, anche dei ragazze che ha preso gli appartamenti lì, ha detto non so come le facciamo, perché hanno preso gli appartamenti e sono in difficoltà praticamente, si trova sta gente qui. È un problema piuttosto grave, anche se la risposta deve essere essenzialmente politica e soprattutto dell'Europa, la quale però ci ignora completamente, quindi il problema è italiano. Ora sono in un residence turistico privato, dove gli appartamenti invenduti o non affittati sono stati riconvertiti all'accoglienza e la polemica è ancora viva. Questi sono naturalmente i nostri organi istituzionali che ci devono garantire questa situazione. Noi dovremo solo pensare all'accoglienza, l'accoglienza fatta bene, non quella cosa vergognosa che abbiamo visto ieri qui a Eraclea. Quella non è accoglienza, quello è scaricare veramente la gente. Allora, Edison Mariva, cosa è successo? Peraltro Confturismo ha preso una posizione abbastanza netta perché a parte una mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni, perché il sindaco qui è stato considerato nulla, trovarsi in piazza queste persone, e poi soprattutto andare, sembra quasi fatto deliberatamente, no? Non so, non è inspiegabile, non è... Forse deliberatamente no, è un'ennesima prova dell'incapacità del nostro Paese di gestire problematiche di questo tipo. Mi pare anche giusto però, come introduzione, cercare di vedere il problema dell'immigrazione secondo più punti di vista. Da qui capiamo che il problema è complesso e che ha bisogno di persone che di mestiere siano in grado di gestire i problemi complessi. Il primo, se lo guardiamo dal punto di vista umanitario, sappiamo che non è tutto così, perché sappiamo che alcuni di questi non scappano dalla loro terra perché non ce la vanno più. Ma comunque dal punto di vista umanitario mi pare che ci siano dei silenzi assordanti. Dovrebbero pensarci in primis la Chiesa, mi pare che ci siano tante parole, le cooperative sociali, mi pare che taluna di queste è presa dal vortice dei soldi e quindi c'è una risposta individuale, ma non è sufficiente per affrontare il problema. Poi c'è l'aspetto economico. Ora, in un paese come l'Italia, in un paese che fa parte di un'Europa vecchia, l'immigrazione di per sé non è un male. Anzi, ci sono dati, e Gian Antonio Stella giorni fa sul Corriere della Sera lo ha scritto, che fanno trapelare che l'immigrazione corretta, quella che trova lavoro, è una risorsa economica per un paese. Solo che quando avviene in periodo di crisi, e questo forse è il problema del nostro mare adesso, uno ha paura di perdere il pane, quindi c'è preoccupazione in chi lavora, perché se vengono e fanno i lavori che noi non siamo più in grado, non vogliamo più fare, ben vengano. Sto pensando tra parentesi ai lavori sociali, ma è un'altra partita, quella la vedremo dopo. No, infatti. Ma se vengono e ci portano via il lavoro, già quel lavoro che resta, questo ci mette in estrema difficoltà. È una sottrazione di ricchezza a fronte della quale poi ci sono degli investimenti che non capiamo. E quindi dal punto di vista economico anche siamo perdenti. E poi c'è il fenomeno sociale, la sanità, la salute, le scuole, sta cambiando la geografia del nostro paese. Ora, tutto questo però si risolve in un unico problema, che è l'insicurezza. Oggi il problema degli italiani è quello della mancanza di sicurezza. Allora questo è un problema della politica prima di tutto. Secondo lei questo va a compromettere anche l'aspetto turistico, economico? Ma assolutamente, perché qui vediamo anche gli operatori al di là di gli operatori cosa fanno? Hanno gli appartamenti vuoti, i soldi chissà se li prenderanno, perché da come li stanno mettendo in gara, con passaggi di traverso, io non so se alla fine questi imprenditori che oggi magari hanno gli appartamenti vuoti, affittandoli riceveranno ritorni, ma che appartamenti troveranno?
dopo una settimana, dopo 15 giorni. E poi ieri mi è capitato, viaggiavo in treno nella linea Mestre-Pordenone e c'era uno di questi, di colore, e beh, un film. Tra lui e il controllore stavano per prendersi a botte perché non aveva il biglietto. E per fortuna che c'è la coscienza sociale di altri giovani che erano con me che hanno cercato di sistemare le cose. Ecco, ma questo è il senso dell'insicurezza che il nostro paese ha, che il nostro Veneto ha, che tutte le nostre regioni hanno. Non ne possiamo più. L'insicurezza non ci fa vivere, mettiamo in dubbio tutto. Poi i malfattori che ci sono dentro, che si annidano in questi gruppi, abbiamo visto. Ma non vengono presi e rilasciati subito, ma questo è un vecchio film. La proposta di... Speriamo che non accettino veramente i 3 anni e 900 euro. Quindi non si tratta di essere muscolare o non muscolare, si tratta di saper gestire le complessità. Noi, tutti i governi, non quello che c'è adesso, non il penultimo, non solo il terzultimo, ma diversi governi, questi problemi non sono... E pensi che in 6 anni ci sono stati 166 miliardi europei, a cui si sono aggiunti 166 miliardi italiani per 302 miliardi che hanno costituito il Fondo Unione Europea per frontiere esterne. Ma dove sono finiti questi soldi? E sono i soldi, i 166 italiani, ma anche parte dei 166 sono soldi nostri, delle nostre tasse. Che in questo momento dobbiamo pagare tutti bene. Non c'è più un equilibrio, non quadra più. Ha fatto bene Zaia. Adesso infatti sentiamo, io dopo do la parola anche a voi perché vi porto in causa. Chiedo dalla regia se proprio a questo proposito tiriamo fuori il contributo di Luca Zaia ecco. E quindi la posizione che ha preso, così entriamo ancora più nel merito, perché effettivamente il neoeletto, neoriconfermato Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è pronunciato in modo netto e ben chiaro. Vediamo insieme l'intervista. Presidente, a riguardo dell'accordo sulle quote, che cosa dice la Regione Veneto? Assolutamente no, ho confermato che noi non abbiamo mai partecipato a nessun accordo e non è volata una mosca, per cui vuol dire che tutti sanno benissimo com'è andata. Quindi diciamo no, perché oggi non abbiamo nessuna certezza. 2 immigrati su 3 non sono profughi, quindi andiamo a ospitare persone che non hanno assolutamente bisogno. C'è la copertura finanziaria per rispettare le quote? Al momento no, perché è già esaurita la vecchia copertura finanziaria del 10 luglio 2014. Adesso sarà rimandato tutto all'incontro che faremo mercoledì pomeriggio in quel del Ministero dell'Interno con il Ministro Alfano. In quella sede lei cosa dirà riguardo della copertura economica? Porterò in no la indisponibilità da parte del Veneto, visto e considerato che ne abbiamo già dato, abbiamo l'11% della popolazione veneta che è dato da immigrati. Pensare di dare ancora ospitalità a un campione di cittadini, pensare di dare ancora disponibilità a ospitare cittadini che per 2/3 non sono profughi, non ci va bene. Sindaco, che cosa ne dice? Ma effettivamente è un problema molto difficile quello dell'immigrazione. Io mi collego a quanto diceva prima il sindaco di Eraclea, è capitata esattamente anche a me la stessa cosa. Racconti il suo caso, così riusciamo a toccarlo direttamente con mano, perché tanti finché non vedono la testimonianza del sindaco, chi non lo vive non ci crede quasi, non gli sembra possibile. Io lunedì scorso stavo celebrando un matrimonio in comune, insistentemente la prefettura ha provato a contattarmi, quando ho finito il matrimonio mi sono messo io in contatto con la prefettura. Mi hanno semplicemente avvisato che la sera sarebbero arrivati 23 profughi eritrei. Io sono caduto dalle nuvole perché ovviamente... Dal mattino per la sera c'è una cosa. Sì, esatto. Poi noi, qualche mese fa, il prefetto aveva chiesto un po' a tutti i comuni se c'era disponibilità di strutture comunali atte ad ospitare i profughi. Noi non avevamo risposto a quella richiesta, quindi non mi aspettavo assolutamente che potessero arrivare dei profughi nel territorio di Torreglia. In questo caso un privato aveva messo a disposizione la sua proprietà, quindi prendendo un accordo direttamente con la prefettura e poi con la cooperativa che accoglie i profughi. Bypassando, perché non è previsto neanche nessun tipo di passaggio dal sindaco, quindi? Non è previsto assolutamente nulla ed è da qui che poi io nei giorni successivi mi sono fatto vivo con la prefettura più volte per capire come funziona la cosa, perché se a un sindaco non è data nessuna informazione, il sindaco non riesce a dare le giuste informazioni ai cittadini, per cui c'è poi quel meccanismo di paura perché non conosco. La sera stessa poi sono arrivati i profughi. È arrivato un pullman? Ma sì, sono arrivati con un paio di pulmini della cooperativa, sono stati lasciati, hanno aperto le porte dei pulmini fuori dalla villa
e questi erano di etnia eritrea. Gli eritrei tipicamente non rimangono in Italia, per cui appena scesi dal pulmino se ne sono scesi in paese. Ecco, consideriamo che la villa si trova un po' in collina, a Torreglia Alta, quindi si sono fatti quei 3 chilometri di tornanti, sono scesi giù in centro del paese. C'è chi li ha visti, ha preso subito paura perché poi la notizia si era diffusa, sono stati chiamati i carabinieri, la polizia, di fatto... C'è stato un fuggi-fuggi generale. C'è stato un fuggi-fuggi, soprattutto perché io poi li ho visti, perché sono sceso anch'io in piazza, erano ragazzi molto molto giovani, avranno avuto dai 16 ai 18 anni, impauriti, per cui appena vedevano i carabinieri scappavano, però di fatto dovevano tener conto che sono persone libere. Cioè, i carabinieri non erano certamente lì per prenderli o per portarli in prigione. Lì poi sono scesi anche quelli della cooperativa, il responsabile della cooperativa, in qualche modo sono stati recuperati i profughi, riportati poi nella struttura, all'interno della struttura, l'indomani, quindi il martedì, dicono, perché poi io ufficialmente non so nulla, se ne sono liberamente andati verso la stazione di Montegrotto per altre località. Perché non so nulla? Perché a noi viene data informazione, ai sindaci viene data informazione dei profughi in entrata, ma non di quelli in uscita. E questa la trovo una cosa assurda, perché noi sappiamo chi arriva, ma non sappiamo chi se ne va. Quindi io attualmente in questo momento ho 75 profughi nel territorio di Torreglia. Perché 75? Nessuno... Sì, quanti abitanti avete voi? 6.200. In realtà sappiamo che non sono 75, saranno sicuramente di meno perché poi appunto ci sono questi flussi in entrata e in uscita, però ufficialmente i dati che io ho in mano, che mi avevano comunicati dalla cooperativa, parlano di 75 profughi. Ho chiesto alla prefettura di avere un chiarimento su questo, cioè di sapere perlomeno i numeri esatti, anche perché poi ho fatto fare una verifica alla struttura se è in grado di accogliere 75 profughi, perché ovviamente non sapevamo avere nel territorio una struttura così importante da tenere fino a 75 persone. Il mio ufficio tecnico ha periziato e mi dice che massimo possono starci 26 persone, 26 posti letto. Ho chiesto appunto alla prefettura di avere una spiegazione su questa cosa, mi è stato risposto che non è possibile rispondermi su quanti se ne vanno via perché è dato sensibile. E io qui ci sono rimasto perché i dati sensibili sono ben altro, riguardano comunque direttamente la persona della quale io comunque conosco cognome e nome, data di nascita per quei dati che ho in entrata, ma i dati sensibili sono quelli che poi riguardano la religione e altre cose legate all'individuo. Quindi in sostanza la prefettura non mi dà informazioni. Ecco, vorrei capire, per far capire ai nostri telespettatori, una volta che entrano in una cooperativa, che arrivano, scendono con il pullman, eccetera, vengono riconosciuti, devono lasciare un'identità, gli viene fatto un qualche cosa che possano essere riconoscibili, identificabili, che cosa succede? E poi viene fatta una visita medica, visto che comunque non sono 800, ma nella fattispecie erano 24 prima. C'è un modo di controllarli oppure no? Arrivano, non si sa chi siano, che malattie abbiano, vengono portati, scappano, si muovono, perché è inverosimile. Anche questa è una di quelle domande che ho fatto alla prefettura non ottenendo nessun tipo di risposta. Quindi vuol dire che il Ministero non sa niente? Non ha No, in realtà poi ci siamo ovviamente informati per capire, però siamo dovuti andare noi in cerca delle informazioni e ripeto, questa non è una cosa che va bene perché comunque la prefettura per me rappresenta il governo in loco, quindi noi dobbiamo fare riferimento alla prefettura per ovvi motivi, no? Di fatto a me arriva un semplice messaggino sul cellulare dove la cooperativa mi informa di quanti profughi sono in arrivo. A distanza di qualche ora mi arriva poi una PEC sempre dalla cooperativa con indicato il numero dei profughi in arrivo, cognome e nome, la data di nascita, il paese di provenienza, nient'altro. Mi dicono che ovviamente viene fatta prima comunque una fotosegnalazione, quindi vengono in qualche modo riconosciuti o comunque i profughi dichiarano cognome e nome, data di nascita. Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, anche qui non c'è nulla di sicuro, nel senso che parlando con il viceprefetto al telefono, lui mi ha confermato che a Padova, e questo poi lo posso anch'io confermare per il fatto che abbiamo parlato comunque con i responsabili dell'ULSS, viene comunque eseguito uno screening puntiglioso, serio. Però mi è stato solo detto verbalmente questo. Io non so se il profugo che entra nella struttura ha già fatto o meno questo screening. E sentendo anche qualche collega dei comuni vicini sappiamo invece che lo screening viene fatto a distanza magari di qualche giorno. Questo allarma ovviamente la popolazione, quindi i cittadini che vogliono sapere.
ai quali non possiamo dare delle risposte concrete, delle risposte sicure. Quindi il fatto che dopo magari ci saranno altri comuni che hanno la stessa situazione, nella stazione di Milano anziché a Roma ci siano migliaia di persone, cioè con la scabbia, si parla di numeri veramente imbarazzanti, direi, è dovuto al fatto che queste persone possono essere ammalate, insomma, quindi non è che arrivano in un hub e si fermano lì e poi si diffondono sul territorio. Tutto è possibile proprio perché non ci viene data la procedura esatta, cioè venisse spiegato ai sindaci la procedura è questa, avremo modo di tranquillizzare comunque i cittadini. Probabilmente dietro a tutto questo non c'è quella chiarezza che magari ci si aspetterebbe, quindi io vedo una gran confusione e un'incapacità, ho detto che è abbastanza imbarazzante come stiamo gestendo questa cosa, anche perché sottolineo in maniera molto forte un conto è l'aspetto umanitario della solidarietà, un conto è l'aspetto organizzativo. Sull'aspetto umanitario della solidarietà credo che nessuno di noi possa in qualche modo giudicare quello che sta avvenendo, perché è una cosa talmente grande per cui stiamo parlando di persone umane, non di pacchi, mentre da un punto di vista organizzativo sembra quasi una logistica industriale, no? Sbarcano dei barconi, vengono poi portati nel nostro caso a Venezia e da lì distribuiti nelle varie prefetture. No, ma è indubbio questo, è il fatto che c'è una netta distinzione tra chi arriva perché sta scappiando una guerra e chi arriva perché se i nostri ragazzi, soprattutto fino a ieri, sono andati in Australia, sappiamo perché non potevano andare in Australia, perché l'Australia ti chiudeva, ti diceva hai una carta di credito, hai chi ti ospita, hai almeno dei soldi, e questo, cioè, se tu non hai, come? Una fideiussione, cioè, no, in Australia non ci entri, negli Stati Uniti, se vuoi andare negli Stati Uniti e sei un morto di fame, non ci entri negli Stati Uniti, in Inghilterra non ci entri in Inghilterra, quindi per motivi economici non ti accolgono, punto e stop. Questi è la stessa cosa, se invece vieni da una guerra, un altro discorso, sei un profugo, ma io devo sapere se sei un profugo oppure no, perché altrimenti ci siamo un colaboro. È l'ennesimo dato che ci manca, no? Non c'è un filtro all'inizio, quindi se i dati effettivamente sono quelli che poi lo status di rifugiato lo tiene 1 su 3, quello che ci fa pensare è che noi veramente stiamo in qualche modo spendendo dei soldi per 2 persone che non ne hanno alcun diritto, e con i tempi che abbiamo in Italia... Questo indigna moltissime persone, con i tempi che abbiamo in Italia, anche per poi riconoscere lo status di rifugiato, mi parlo da 6 mesi a 2 anni, Lucia, infatti l'Europa sta ridendo anche per questo, purtroppo, e noi ci ne mettiamo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo così do la parola anche a tutti gli altri ospiti. Pubblicità, pochi secondi.